Buonasera, salve a tutti. Sono Dani Bra, un comico romano e ci tengo a precisare che sono sposato. Sono felicemente sposato da 21 anni ed ho anche 2 bambine e non mi vergogno a dirlo che sono 21 anni che faccio l'amore con mia moglie, sì, e mi sono trovato bene tutte e 2 le volte, dico la sincera verità. No, per carità di Dio, che poi la difficoltà maggiore non è tanto la convivenza con 3 donne dentro casa, ma la difficoltà maggiore, la prima difficoltà è convivere con 3 donne dentro casa ed avere un bagno solo. Per me il bagno dentro casa è diventato come il tratto dell'autostrada Barberino del Mugello Rocco Bilaccio il giorno di Ferragosto, da bollino rosso. Io dentro casa mia sto al bagno come Malgioglio sta la gnocca proprio, non c'entro niente. Ore 20, giornata tipo, ore 20 appuntamento con gli amici in pizzeria. A mezzogiorno entra in bagno mia moglie, trucco e unghie. Alle ore 13, amore, ma non si pranza? In frigorifero c'è la spinacina, la mozzarella e l'insalata, 3 pietanze al femminile. Appena apro il frigorifero il pomodoro mi si butta addosso, mi abbraccia tutto. Mi dice, te prego, portami via che io con queste 3 non gliela faccio più, pomodoro mio. Se ti porto via dal frigo, come minimo mi ti devo mangiare. Lui mi guarda e mi fa, soffro di meno. Alle ore 16 sento un rumore di chiavistello sospetto che penso, oddio, ma che mi stanno rubando dentro casa? Poi rifletto, impossibile, perché con 3 donne dentro casa non ti possono mai rubare. 3 donne dentro casa sono come una porta blindata con 2 guardie svizzere di fuori. Una volta è entrato un ladro in casa mia, notte fonda, torcia accesa, è andato in camera da letto, ha visto mia moglie, ha visto mia figlia, ha visto l'altra mia figlia, poi mi ha visto a me sul divano, ha spenta la luce, si è messo seduto, mi ha messo una mano sulla spalla, mi ha detto, dai sfogati, raccontami tutto, dai, forza, perché il ladro è maschio, c'ha un cuore. Alle ore 16 esce mia moglie e entra in bagno mia figlia più grande, Alice, 38 kg, Alice di nome e de fatto. Lei va al bagno soltanto perché ha un rapporto intimo con la piastra. Lei quello che vede piastra tutto. I peli delle gambe della nonna, i piastra. Passa il cane, o piastra. Io fino a 15 giorni fa in giro per casa c'avevo un barboncino, adesso c'ho il caschetto da carracchi, perché di Dio ogni tanto ne potrebbe fare pure comodo. Alle ore 17:50 cambio della guardia. Esce Alice e entra Sofia, mia figlia più piccola, 14 anni, 78 kg, una foca monaca che sopracciglia. Lei quando va al bagno sembra che entra dentro un ufficio della NASA per far partire lo shuttle. Entra dentro al bagno con l'iPhone, l'iPad, l'iTouch, che io dopo un'ora di busso gli faccio a papà, gli faccio ai rot, tocca pure a me. Alle ore 19:50 è il mio turno, m'hanno nominato. Appena entro dentro al bagno, puzza d'acetone, capelli dappertutto e le ciabatte sparse come i congiuntivi di Luca Giurato. A cacchio, in 5 minuti riassetto tutto, il tempo di mettere il dentifricio sullo spazzolino. Papà, amore, e dai sbrigati, sei sempre l'ultimo! Con una mano apro la porta del bagno e con l'altra mi frusto con lo spazzolino del water. Mi avvicino all'armadio, mi vesto in modo confusionale, riesco ad abbinare anche un pantalone celeste a una camicia viola e mi avvio per una pizza con gli amici. Appena entro al ristorante, il proprietario guarda come sono vestito e mi fa: oh, pure te 3 donne dentro casa, eh? E il bagno sta giù un forno. Grazie, molto gentile. Appena entro dentro al bagno, finalmente un bagno tutto mio. Appena entro dentro al bagno riesco a fare quelle piccolissime cose che non riesco mai a fare. Me lavo le ascelle, mi do una botta pure i piedi e poi mi metto in un angoletto e aspetto che qualcuno bussi per levarmi almeno una volta la soddisfazione di gridare: occupato! Grazie! Dani Bra! Grazie.